Su questa strada famosa di Napoli le persone non camminavano semplicemente, facevano lo struscio. E sai perché? Io pure a sapere. E tu? Siamo nel 1704 ed è Giovedì Santo. Ed il Giovedì Santo a Napoli, su via Toledo, ci si muove, si va di chiesa in chiesa per pregare e si cammina. Ma il viceré decide di fare una cosa, vieta le carrozze. Niente ruote, niente cavalli, solo piedi. Il risultato? Migliaia di persone tutte qui su questo selciato, spalla a spalla, gomito a gomito. In quella calca gli abiti cominciarono a sfregarsi l'uno contro l'altro, a strusciarsi. Quel suono diventò il nome di tutto questo, lo struscio. Ma non è tutto! Col tempo la devozione si mescolò alla vanità, si cominciò a scegliere l'abito migliore, a camminare più lenti, a farsi notare. Via Toledo diventò il salotto di Napoli e le mamme napoletane, portavano qui le figlie in età da marito sperando di trovare il partito giusto. Oggi le carrozze non ci sono più, le mamme forse sì, ma lo struscio quello resta. Perché a Napoli camminare non è soltanto camminare, è uno spettacolo, antico come questa strada. Se vuoi conoscere altre storie su Napoli, segui il profilo.